è una tassa nazionale e sicuramente sarà dura, molto dura. E non è dura semplicemente per le aliquote, è dura perché è stato innalzato la percentuale e gli estimi catastali. Il comune di Silea oggi, la maggioranza, ha già votato le aliquote base del 0,4 e dello 0,76, quindi nei fatti ha già dimostrato quello che ha intenzione di fare. Incasserà 2.300.000, forse, perché la crisi attanaglia le aziende e attanaglia le famiglie. Lo Stato non sa nemmeno quanti soldi incasserà da Silea. Silea, che lo ricordo, è un comune virtuoso, perché dopo aver trovato delle situazioni finanziarie parecchio dissennate, parecchio gravi, ha sistemato alcune situazioni pesanti, ha eliminato i derivati, ha una cassa di 5 milioni di euro bloccati dal patto di stabilità votato nel 2010 da PDL e Lega, quindi non ci permetterebbe di fare investimenti, di pagare le aziende. Ciò nonostante la virtuosità del nostro comune ci ha portato a pagare le aziende con una media di 32 giorni, meglio dei tedeschi. Siamo primi nelle classifiche della virtuosità, tanto è vero che siamo stati premiati e abbiamo avuto la possibilità di spendere soldi proprio per la nostra virtuosità. Però ti ricordo, Zorzi, come è scritto in questo foglietto, che io mi auguro veramente lo leggiate, che è scritto che il gettito che deriverà da questa imposta andrà interamente al governo centrale di Roma. Niente di più falso, perché per fortuna ci resta 50%. Poco, ma non tutto. Quindi mi è difficile pensare che tu in qualche modo non sai neanche che avremo 2.300.000 euro da gestire per le casse di Silea. Quello che ti voglio dire è che a un certo punto non si può pensare di scrivere e di mandare in giro informazioni scorrette, anche perché è vero che noi vorremmo abbassare l'addizionale IRPEF da 0,6 a 0,4, magari allo 0,0%, però bisognerebbe anche spiegare come lo fai e come fai a salvare il bilancio dello Stato, del comune di Silea. Pertanto la finanza non è semplice quella comunale. Io sono convinto che dobbiamo superare gli schematismi che spesso ci vedono contrapposti tra amministrazioni di centro-sinistra, di centro spostato più o meno un po' di qua, un po' di là, PDL e Lega, perché oggi il Veneto ha bisogno di una nuova strategia, che non veda i comuni contrapposti l'uno all'altro, ma una strategia che a un certo punto trovi una soluzione finanziaria. Per questo bisogna fare squadra. Io sono per il movimento dei sindaci, perché chi ha amministrato bene, indipendentemente da qualsiasi parte di politica esso appartenga, deve trovare una strategia unitaria. Però, permettimi, almeno scrivi giusto per quanto riguarda il mio. Grazie. Io ritengo che nel momento in cui lo Stato italiano ogni anno ruba ai cittadini di Silea 40 milioni di euro, pretendere di rubare altri 2,3 milioni di euro più altri milioni di euro di una tassa che viene chiamata imposta municipale unica, ma che non è municipale, ma che è una tassa statale, sia un qualcosa di fronte al quale non possiamo restare inermi e inerti. E allora io non chiedo a voi cittadini di esporvi come chiedono i partiti italiani che ci hanno ridotto in questa situazione. No! Io vi dico, cari cittadini, che mi assumerò la responsabilità, io come sindaco, di trattenere l'aliquota statale nel comune di Silea e di non applicare alcuna aliquota comunale per quanto riguarda l'IMU. Venga lo Stato italiano a prendere me. Venga lo Stato italiano a rendere conto del ladrocinio che fa nei confronti di tutti voi. Io non vi chiederò di esporvi come fanno i partiti italiani che hanno parlato poco fa e di assumervi ulteriori responsabilità per una situazione che non è colpa vostra.
Io vi dico che sarò io ad assumermi le responsabilità di non far più applicare una situazione che è ingiusta, una situazione che legalmente noi possiamo fermare. La possiamo fermare in modo molto semplice. Noi faremo inserire nello statuto comunale il referendum deliberativo popolare, e voi sapete che la Costituzione italiana parla in modo chiaro di sovranità che risiede nel popolo, per cui sarete voi cittadini ad esprimervi con il vostro voto e con il vostro voto a decidere liberamente come sarà applicata l'imposta municipale unica. E così è giusto che sia, perché se è un'imposta municipale è giusto che siano i cittadini di questo comune, dove c'è questo municipio, a prendere una decisione che rientra nelle loro facoltà, nella loro sovranità derubata. Io sarò semplicemente lo strumento per far sì che questa sovranità rientri nelle vostre facoltà. Sarò lo strumento per far sì che il ladrocinio dei partiti italiani, che oggi si nascondono dietro a simboli civici, dietro ai quali comodamente i miei contendenti si nascondono a loro volta, non abbia più a verificarsi. Perché, come ho detto all'inizio, io non mi rassegno a un futuro di grigiore, e io credo che Silea si meriti il futuro e il presente che è giusto che i suoi cittadini abbiano.